Corso Palladio, martedì 6 aprile, il ritorno in zona arancione, ma è un ritorno sottotono, poca la gente in centro, i negozi sì aperti, ma pochissimi clienti. Siamo contenti di aver riaperto, tuttavia la città è ancora deserta e probabilmente anche lo sbalzo climatico ha fatto sì che, non so, ci fosse una frenata. Riapertura sottotono. Sì, assolutamente sì, è sottotono. Complice il calo repentino delle temperature, questo primo giorno di ritorno in zona arancione vede il centro storico di Vicenza semivuoto. I vicentini infreddoliti vanno di corsa e si dividono sul cambio di fascia. Io avrei aspettato tranquillamente, ormai eravamo in zona e vediamo prima che comincino a calare gli ammalati, quelli che sono in condizioni gravissime, e dopo possiamo eventualmente. Per andare in arancione adesso e magari tra 15 giorni ritornare in zona rossa vuol dire fare una scelta completamente sbagliata. Confidiamo anzi di poter fare dei passi avanti quanto prima, perché francamente è una situazione molto pesante da reggere. Non è cambiato nulla rispetto alla rossa, quindi Qualche negozi, parrucchieri, estetici hanno aperto. sì, certo, quello sì, però sì, cioè, a me non cambia nulla personalmente. Io però starei per un po' così perché sennò ci richiudono in un attimo. Sono contento, ma qualcosa si riapre. A tirare un sospiro di sollievo sono parrucchieri ed estetiste, chiusi nonostante tutte le misure anti-Covid approntate, ora sono tornati ad aprire. Finalmente dopo 3 settimane. I clienti sono contentissimi. Ho ricevuto telefonate il fine settimana e ho già l'agenda piena. Com'è stata questi giorni di chiusura? Come li avete vissuti? Ansia. Adesso andiamo bene, avremo queste 2 settimane di fuoco finalmente, quindi noi siamo contenti. Speriamo continui così. Abbiamo dato la possibilità tramite un'applicazione ai clienti di poter prenotare autonomamente, perciò ci ritroviamo già l'agenda piena per le prossime 2 settimane. Parrucchieri digitali bisogna diventare. Parrucchieri 2, anzi 3.0.